sabato 2 agosto, cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati con questo nuovo contributo di racconto dal Giubileo dei Giovani. Qui a Roma sono arrivati quasi 400 ragazzi della diocesi di Vittorio Veneto, accompagnati da 14 sacerdoti, e qui a Roma è arrivato anche il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Riccardo Battocchio, che è qui con noi nella postazione della Tenda TV. Il vescovo ha celebrato questa mattina con tutti i pellegrini della diocesi la messa, e prima della partenza verso Tor Vergata, dove oggi ci sarà la veglia con Papa Leone XIV e domani mattina la messa. E allora, cara eccellenza, grazie intanto per essere qui con noi. Che idea si è fatto in questi giorni del Giubileo dei Giovani, attraverso foto, immagini, racconti, e qual è il messaggio che in qualche modo vuole rivolgere ai ragazzi di Vittorio Veneto? Vedo questo giubileo, questo incontro di tanti giovani da tutto il mondo, di tante chiese che si incontrano da tutto il mondo, come una risposta serena ma decisa a tante domande che ci si fanno sulla qualità del nostro tempo. Sì, è un tempo complicato, un tempo difficile, un tempo che pone domande, sfide grosse, ma c'è qualche risposta possibile, e i giovani che sono qui a Roma in questo momento dicono la possibilità di rispondere in maniera positiva, di dare un contributo, di dare un futuro a questo nostro mondo. Sì, nella sua omelia lei ha parlato, che il Giubileo si pone come una risposta e una volontà, di mettere in discussione quali sono le nostre relazioni con la terra, con il prossimo e con Dio. I nostri pellegrini vittoriesi cosa possono trarre, da questo messaggio? Imparare a sognare con realismo. Il Giubileo è un sogno, il Giubileo dice una vita possibile, anche anticipando quel grande Giubileo che noi attendiamo per il compimento ultimo della storia, quando il Signore verrà. Lo attendiamo, ma nel frattempo ci impegniamo ad anticiparlo attraverso relazioni rinnovate, relazioni possibilmente pacifiche, per quanto dipende da ciascuno, e un modo nuovo anche di abitare questa nostra terra senza sfruttarla, senza pensare di possederla come un possesso geloso. Abbiamo un'altra domanda per lei che riguarda due figure molto care ai giovani, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, prossimi santi il 7 settembre, e vogliamo chiederle quindi che modelli di santità possono ispirare a noi giovani, agli adolescenti. Carlo Acutis in particolare era legato anche al Giubileo degli adolescenti. Quali modelli, quali spunti ci danno questi santi per le nostre vite? Sono due figure diverse da non copiare, non sono dei modelli da copiare nei dettagli delle loro scelte, sono modelli che ispirano a ciascuno la ricerca di ciò che è giusto, di ciò che è bello nella situazione particolare, in un'età, in tempi particolari, con storie diverse, ma non stancarsi di cercare quello che rende buona non solo la propria vita ma la vita degli altri. E questo mi pare sia il senso anche della proposta di figure di santità giovani. Certo, dicono che è possibile da giovani vivere la santità a cui ciascuno è chiamato in forza del battesimo, la santità che significa vivere relazioni pacifiche, buone, promoventi con gli altri, con se stessi, con il mondo. Quindi tutto si collega anche con il tema del Giubileo. Il Giubileo è una revisione e dei rapporti, una rettifica anche dei rapporti, perché siano sempre più segno di quella santità che Dio ci ha donato, che Dio, creandoci, chiamandoci a vivere da figli, ci ha donato. Ecco, Carlo Acutis in un modo, Pier Giorgio Frassati in un altro, ci hanno testimoniato anche il valore delle relazioni sane, delle relazioni accresciute dalla fede. Un suo consiglio per i giovani, appunto, per vivere queste relazioni nella fede? Imparare dalle proposte semplici che anche la vita cristiana offre, la partecipazione alla messa, penso, quindi il rapporto con la celebrazione dell'Eucaristia domenicale in particolare. Sembra una cosa da quasi un'illusione, ma è possibile che la celebrazione domenicale dell'Eucaristia diventi anche per i giovani un momento di scoperta di ciò che è bello per loro. Semplicemente dare un po' di spazio nella vita alla preghiera, ricordarsi che il Signore ci ha consegnato la preghiera del Padre Nostro come preghiera di figli, queste piccole cose che aiutano a guardare il mondo anche in modo diverso. Ha colpito tutti la grande invocazione alla pace questa settimana da parte di Papa Leone, il Vescovo Fisichella e il Cardinale Zuppi. A suo parere questa settimana Roma potrebbe essere stata una grande capitale della pace e potrebbe anche continuare ad esserlo. Questa è la speranza,
sembra quasi scontato oggi chiedere la pace, perché è così evidente che è un bisogno per tutti, ma non è mai scontato se questa invocazione, questa richiesta poi si accompagna alla ricerca di relazioni un po' pacifiche, anche nel piccolo. Ci sono scelte scellerate di uomini e donne in questo mondo che non riusciamo a cambiare solo con le parole, però gesti di pace, anche piccoli, possono trasformare questo mondo, quindi l'invocazione è anche testimonianza che è possibile vivere pacificamente, che non vuol dire ignorare i problemi, ignorare i conflitti, ma affrontarli senza distruggersi a vicenda, senza voler annientare l'altro perché la pensa in modo diverso, perché ha interessi diversi dai miei. È necessario, ma è anche possibile parlare, cercare anche vie di compromesso se necessario, nel rispetto della giustizia, della verità dell'altro, ma non rispondere al male con altro male. Questa è la pace, non vendicarsi nel senso di rispondere al male con la violenza, con l'annientamento dell'altro. E tutti questi gesti sono anche stati visti proprio questa settimana grazie alla convivenza dei vari pellegrini da parte di tutto il mondo. Questi sono gesti possibili anche perché questi pellegrini condividono una speranza, non condividono, immagino, idee, non condividono semplicemente così il gusto di stare assieme, condividono una speranza, e se la speranza è reale ed è ben fondata come è quella dei cristiani, può dare un futuro a questo mondo. Grazie, ringraziamo di cuore il nostro Vescovo Battocchio per essere stato con noi. Adesso i pellegrini vittoriesi partiranno alla volta di Tor Vergata per vivere la serata e la giornata di domani. Buon cammino.